sono arrivati questi 3 punti importantissimi, abbiamo visto anche i risultati delle inseguitrici che insomma, sono stati a noi favorevoli e niente, siamo contenti, sicuramente non abbiamo fatto una grandissima partita, però era importante arrivare alla vittoria dopo i 2 risultati non positivi nelle prime 2 partite e niente, però l'abbiamo accantonati e adesso stiamo preparando bene per la sfida di Spezia, contro la Spezia perché sarà una partita difficile. Tutte le partite sono difficili e nel ritorno lo sono ancora di più perché tutte le squadre danno qualcosa in più, hanno obiettivi da raggiungere importanti, sia chi si deve salvare che chi deve raggiungere i playoff e quindi ogni partita ha la propria insidia, abbiamo visto con i nostri risultati ma anche quelle delle squadre che ci stanno sotto. Sicuramente ci è mancato molto Richmond come ci è mancato Pavo e anche Masu, sono state assenze pesanti, però adesso è ritornato, adesso ancora non l'ho visto e niente, riusciremo a essere ancora più forti là davanti e niente, speriamo di continuare come stiamo facendo. Loro sono comunque un'ottima squadra, non dimentichiamoci, erano partiti per vincere il campionato, hanno fatto un grande mercato sia in estate che adesso a gennaio e quindi no, sarà una partita sicuramente equilibrata, appunto speriamo che il campo sia in buone condizioni, però sarà una partita difficile perché loro sono una buona squadra, poi ci sarà anche l'entusiasmo per questa vittoria trovata all'ultimo secondo, incredibile, sarà una gara difficile, dobbiamo cercare di affrontarla nel migliore dei modi. Sto facendo un campionato importante come tutti i miei compagni, come tutta la squadra, normale che quando le cose vanno bene complessivo poi anche le prestazioni singole vengono risaltate, sono riuscito a sbloccarmi a fare 3 gol e spero di non fermarmi.